Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, stagione 2, gennaio, si ricomincia. E adesso, Fioi, cioè, l'obiettivo non è solo fare meglio della prima stagione, ma cercare di arrivare a podio. Cioè, dobbiamo arrivare almeno tra i primi tre nella classifica totale, perché se no, Fioi, so cazzi. Vai. 6 giri di passione. Ready? Go, go. Inizia la gara. Non devono scappare via, assolutamente, non devono scappare via. Il Cume è scatenato. Dai, Cume. Fa sportellato il Cume, non è... Vuole una guida aggressiva. No. Fuck off. Perché siamo già terzi. Terza posizione. Ma non basta il Cume. Il Cume vuole di più. Già una stagione l'abbiamo buttata via così. Non possiamo più buttarne via. In questa categoria soprattutto. Tanto ragazzi di stagione non ne farò solo 10 e ne farò finché non vinco tutto, cazzo. Voglio vincere tutto, porca troia. Grande Cume. Siamo sempre al 90% di difficoltà. Però ecco, stavolta tengo il riavvio, nel senso, lo tengo perché se succedono magari ingiustizie o cose scandalose è sempre meglio avere il riavvio, anche se so che non lo userò mai perché io amo anche, insomma, fare risultati di merda così rende tutto più reale. E che mi è piaciuto che proprio questa prima stagione è durata, cioè, 2 campionati, cazzo. In 3 video l'ho finita, vabbè. Dai come che vedo già dei miglioramenti. Però stai zitto a non portare sfiga, grande. Come? Cosa fa il come? Cosa fa il come? First class, first class. Silenzio adesso. Silenzio adesso, silenzio. Sono stato primo anche nel secondo video, mi sembra, nel primo non mi ricordo. Manca ancora tanto. Manca ancora troppo. Manca ancora troppo, Beppe. Manca ancora troppo, Beppe. Concentration, please. Concentration, please. Concentration. Cume tesissimo, ragazzi. Cumendone tesissimo. È un Cume veramente emozionato. Vuole cominciare bene la stagione. No. Lo sapete, ragazzi, basta un errore. Ecco, ma non chiamiamo sfiga. Beh, un bel vantaggio però, cazzo, no. Non distrarti. 3 secondi di vantaggio abbiamo. Stiamo girando molto bene. Stai buono, Cube, stai buono. Tensione altissima. La prossima gara sarà 15 giri, quindi penso che farò vedere, farò metà gara, farò dei tagli chiaramente perché sennò diventa lunga, ma pensiamo a questa gara che ci può dare la prima vittoria. La seconda della carriera, la prima registrata. Mamma come stiamo guidando, mamma come stiamo guidando. Si vede che la seconda stagione però c'è più esperienza, c'è più tutto. 6 secondi di vantaggio, stiamo massacrando gli avversari. Porca puttana, zanzare di merda, scusate ragazzi. Iniziano le zanzare comendiere. Ragazzi, si va a vincere! Si va a vincere! Debutto scandalosamente figo! Campioni! Winner! Sì, cazzo! Grande vittoria, Fioi, grandissima vittoria. 15 punti pesantissimi, godo.
Gara 2, Fioi, gara 2. Vai, partiamo subito. Penso, ecco, dico già che farò vedere i primi 2 giri e poi andiamo direttamente agli ultimi, perché finché siamo in kart così, chiaramente, perché le gare sono sempre le stesse come per il circuito, quindi dopo un po' può rompere i coglioni magari. Vabbè, andiamo. Ragazzi, sento il kart veramente a cannone, eh. Lo sento veramente bene. Mi fa proprio godere questa cosa. No, non far cappelle come. Ok. Se andiamo così facciamo 2 giri, sto doppiando. Cioè sto doppiando gli ultimi, veramente. Si vede che non sono più rookie, raga, eh. Perché comunque i piloti hanno nomi diversi, quindi sono altri rispetto alla prima stagione. Quindi probabilmente anche questo che stanno pagando, che qua c'è uno che invece è già il secondo anno. Non lo so, raga, so solo che veramente questa stagione sta cominciando in maniera devastante. Una cosa, non ho parole per descrivere questo, è veramente una cosa spettacolare. Mi sto doppiando anche dei kart, cioè, seconda vittoria ancora più incredibile della prima, veramente un dominio assoluto. Signori, è sbocciato finalmente il talento di veneziano. Yuppie! Grande. Ci andiamo a fare anche il round 2. Continua. Altri 15 punti. E anche fa, madonna, veramente, dominio assoluto. 30 punticini. E godo. Ecco, faccio vedere che subito il livello di difficoltà in diretta, gratulazioni. Aspetta. Realizzare all'Historic GT4 Pro Car Challenger. Ciao. Perfetto, invitato. 2 di seguito e marco una bella vittoria. Sono invitato, finalmente, godo. Twitterone, tutta la vita, grande, sei un mito, voglio farti belle cose, grazie. Quante donne che mi scrivono, beh, cioè, come donne, c'è poco da fare. Ecco, andiamo subito a vedere il livello per far vedere che non è che ho ritoccato i livelli, che... Ok, round 2, sessione 100%, abilità avversario 90. Beh ragazzi, siamo al secondo round, nebbione. Dobbiamo fare come nel primo round, cioè 2 gare, 2 vittorie, dominando. Go. Calma. Tempo un po' curioso qua nel Regno Unito. Mamma mia che curva che ha fatto sto stronzo. Merda, eccoci qua. Fuori tutti e due. Che miseria. Primo giro già andato. Perché rispetto all'altro anno siamo più forti, cazzo, non siamo più i rookie, siamo i favoriti. Però no, sti errori come... No, sti errori. Calma, calma. Ho fatto 30 punti in 2 gare. Sono loro che devono spingere, non io. Dobbiamo solo aspettare il pertuso giusto. Cerchiamo di non tagliare se vogliamo fare il giro record. Comunque ragazzi, se a volte capita che anche nel rettilineo vado storte, perché è difficile da governare, cioè veramente, anche nel rettilineo rischio a volte di perdere il kart o comunque le male, no, la monoposto, cioè addirittura con le Formula 1 non riesco a fare 10 metri che vado a sbattere. Basta, sta curva non mi riesce, non capisco il perché. C'è un complotto contro Veneziano, il complotto cubendiano. Dai, 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 dai. Eccolo qua il sorpasso della vita, grandissimo. Devo fare il giro pulito. Dai che facciamo un latric. Dai che voglio... Oh, porca mignotta. Dai che voglio latric.
Questa seconda stagione sta veramente diventando epocale. Epic season come Indiana. Molto bene. No, ma no, dai, ma... Vabbè. Va bene, non mi esprimo, guarda, non mi esprimo. Ok. Abbiamo già 4 secondi di vantaggio, ragazzi, veramente un commendone micidiale. È veramente sbocciato veneziano. Sono tante offerte, fioi. Ok. Chulaps alla fine. Chulaps Remanang nell'inglese purissimo di un veneziano scatenato. Un veneziano meraviglioso, un veneziano perfetto fino a questo momento. Poesia in movimento, poesia in movimento. E vai di final lap. E vai di no, no adesso. Porca puttana, meno male che avevo un bel vantaggio. Sentenza comendiana, sentenza comendiana. Yes! E si gode, e si gode. Altri 15 punti. Stiamo leggermente dominando questo secondo anno. Leggermente nuvoloso. Vai. Vai. Cazzo, e perdo la posizione. Merda. Non siamo partiti come prima. Calma, va bene, dai, c'è tempo, tutto il tempo del mondo per recuperare. E subito c'è il sorpassone, eccolo qua. Gran sorpasso. Bravo Cube. Adesso andiamo a dominare anche questa gara, fiori. Ragazzi, 2 giri e altro dominio puro. Sì. Questo campionato sono destinato a stravincerlo e finalmente... Ultimo giro. Final lap. Final lap come indiano. Final lap come indiano. Buono, buono, buono. E si va a vincere. Yes! Altra doppietta e poker. Quarta vittoria consecutiva. Si gode. No, ma perché? Vai. 15 punti. Doppio fastest lap. E ormai 60-28, ragazzi. Mangiatemi il paccotto. Ok, raga. Molto bene. Vediamo se ho altri inviti. Buono. Allora, la nostra squadra sono John Bentley, famoso ingegnere di pista, riceve regali da McLaren. Ok. Qua c'ho per 2 inviti da quello che ho capito. Comena sta facendo sul serio, e 3. La terza volta è magia. 1, 2, 3. 3 di fila. Sì. Veneziano sta dominando. Ok, vediamo calendario. Buono. Quindi nel prossimo video andiamo a fare l'ultimo round che mi può dare la vittoria, anzi penso che ormai sia quasi scontata la vittoria del titolo Kart One UK Nationals. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!